Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, rimane molto discosto l'unico penalizzato Azteca Dimar, mentre prende subito il comando il numero 5 Zara F, che conduce nei confronti di Aberkilubi, mentre all'esterno vediamo la progressione veloce di Quincy Frontline che attacca e ottiene il via libera in poco più di 200 metri ai leader, ma al suo esterno Urder Ronco va a sua volta a chiedere strada e a ottenerla in 400 metri, quindi 3 leader diversi. E ora è Urder Ronco a comandare la gara nei confronti di Quincy Frontline, Zara F, Aberkilubi e tutto il resto del gruppo. 36 passaggio ai 400, sposta nuovamente Quincy Frontline perché evidentemente vuole correre al comando Francesco Tufano e va nuovamente su Urder Ronco, impegnandolo dopo 700 metri di gara e passando nuovamente in vantaggio al completamento del primo dei 3 giri di corsa, quindi favorito Quincy Frontline su Urder Ronco. La terza posizione in corda per Zara F, poi Aberkilubi, gruppo chiuso da Azteca Dimar che ha recuperato i 20 metri di penalità, ma abbiamo visto che era partito con molto ritardo e quindi il suo compito è gravato sicuramente dagli ulteriori metri lasciati in partenza, anche se René Legati prova a farlo progredire all'esterno. Intanto c'è il tentativo di avanzata da parte di Zambana, che però sbaglia. L'errore di Zambana quando siamo a metà gara. Numero 2 Zambana squalificato. Completati i primi 1200 metri con Zambana che viene squalificato, quindi esce di scena anche Mario Minopoli e si mantiene in vantaggio Quincy Frontline con Francesco Tufano, seconda posizione per Urder Ronco con Dario Battistini. Siamo a 900 metri dalla conclusione, con situazione tattica invariata, quelle praticamente numero assestate 1 in partenza. Urbit Intanto lo squalifica anche per Urbi e Torbijet. Continua a guidare Quincy Frontline su Urder Ronco, Zara F, Aberkilubi, non cambia niente e siamo ormai al paletto dei 600 metri conclusivi. Il parziale ora del leader in 15,4. Poco più di 500 al palo con Quincy Frontline che continua a guidare nei confronti di Urder Ronco. In terza posizione c'è Zara F che per un attimo prova a spostare, poi lo fa con maggior decisione a 400 dal palo, va a coprire Urder Ronco in seconda posizione, seguono Aberkilubi, quindi Zara F, completamento della curva finale con Quincy Frontline che entra in vantaggio in dirittura d'arrivo. Quincy Frontline nel finale allunga ancora per concludere bene e vincere su Zara F, mentre per il terzo posto è sempre Urder Ronco che tiene a bada gli avversari, fra i quali il quarto posto finisce ad Aberkilubi avanti a probabilmente a Urbi e Torbijet, ma andiamo a rivedere. Al primo posto il numero 9 di Quincy Frontline, al secondo il numero 5 di Zara F. Quindi Francesco Tufano si prende i 10 punti. Secondo posto per Zara F, terzo per Urder Ronco. Al quarto il numero 3 e al quinto il numero 6 di Udet Jet con Giuseppe Pietro Maisto. Il numero 3 è Aberkilubi con Paolo Scamardella. E Giuseppe Pietro Maisto si prende il punticino con Udet Jet. Con questi 10 punti dunque Francesco Tufano passa a quota 22 e con 22 punti direi che è quasi matematicamente sicuro di passare il turno, perché il secondo resta a 15 punti ed è René Legati, poi a 12 Marco Stefani, Dario Battistini